Che non sarebbe stata un'impresa facile mettere insieme tutti i tasselli dell'omicidio di Alessandro Venier lo si è intuito fin da subito. Dopo l'autopsia effettuata questa mattina all'Istituto di Anatomia Patologica dell'ospedale di Udine ne abbiamo la certezza. Sarebbe emerso infatti il primo elemento di disaccordo tra il medico legale incaricato dalla procura e i consulenti di parte, in particolare quelli di Meilin Castro Monsalvo, difesa da Federica Tosella e Francesco De Carlo. Secondo quanto si apprende, l'autopsia avrebbe confermato la morte da strangolamento, che Lorena Venier, rea confessa, attribuisce come atto decisivo per la morte del figlio a Meilin, che avrebbe utilizzato 2 lacci di scarpe. Secondo il medico legale che ha eseguito l'esame, Francesca Sinopoli, la causa del decesso sarebbe appunto lo strangolamento, ma l'avvocato Tosel ha tenuto a precisare che in questo momento occorre cautela nell'apprezzare le indiscrezioni che stanno filtrando. Il motivo è che, secondo i consulenti della difesa, mancherebbero segni evidenti sul collo e le macchie polmonari scoperte con la TAC effettuata ieri non sarebbero sufficienti a spiegare nemmeno una morte da soffocamento con un cuscino, tentativo fatto prima di utilizzare i lacci. Questa mattina all'Istituto di Anatomia Patologica non erano presenti solo i medici. Prima di affrontare l'esame, infatti, sui resti di Alessandro Venier hanno operato i carabinieri del RIS, accompagnati dal criminologo Edoardo Genovese, consulente tecnico della difesa di Meilin. La parte importante che abbiamo fatto adesso oggi sarà di prelievo di alcuni campioni, rilievi fotografici ovviamente sulla salma. Oltre all'accertamento delle cause della morte, su cui c'è battaglia tra i consulenti, è incerto anche l'utensile con cui è stato sezionato il cadavere. Gli arti inferiori sono stati separati dall'addome e questo a propria volta dal torace e dal capo. Non è stata ancora accertata la compatibilità con un coltello, di cui aveva parlato Lorena negli interrogatori, ma che non avrebbe potuto incidere le ossa del femore, per le quali potrebbe essere stato usato il seghetto sequestrato nel garage della villetta, dove era occultato il cadavere nel bidone pieno di calce. Elemento questo che non avrebbe creato problemi all'autopsia, ma alla TAC effettuata ieri sì. TAC che avrebbe fornito elementi utili, poi messi a confronto con l'esito dell'esame autoptico. Ora bisognerà attendere i risultati dell'esame tossicologico per capire il ruolo dei sedativi e dell'insulina per stordire la vittima prima dell'omicidio.